Magliette in vendita per ricostruire scuole distrutte, serata all'Arena, gratuita per i terremotati, la solidarietà con l'Emilia non va in vacanza. Mettono insieme solidarietà e creatività i giovani che nella Bassa Padovana hanno inventato magliette dal particolare design. Le vendono per ricavare fondi per i terremotati e stanno avendo un grande successo. In un mese e mezzo ne hanno vendute 1 migliaio. La prima maglietta è andata in Sardegna. Una bella soddisfazione per il gruppo di Oca Design, 5 giovani architetti di Verona, Vicenza e Montagnana, formati allo UAV di Venezia e al Politecnico di Milano. T-shirt particolari a 10 euro per aiutare i comuni emiliani a rimettere in sesto le scuole dopo il terremoto. Questa idea è nata un po' per caso. Una sera, guardando il TG, un servizio sul terremoto in Emilia, mi è venuto in mente che si poteva raccogliere fondi per l'Emilia attraverso appunto la vendita di magliette, e quindi da quella sera ho deciso, mandato una mail a una serie di amici e amiche e da lì è nato tutto il progetto. Abbiamo pensato a una linea di oggetti che nel loro utilizzo vengono scossi. Il primo oggetto che avete scelto? Il primo oggetto è lo shaker. E fra gli oggetti che avete scelto, Francesca, anche questo che è un po' misterioso, cos'è? Questo è una boccettina di smalto. Che risulta proprio semplice per le donne perché va scossa prima dell'applicazione sull'unghia. Per la promozione dell'iniziativa c'è l'associazione Artù di Montagnana, nata a maggio con 3 giovani donne. A luglio c'è stata la consegna dei primi 1.000 euro raccolti con le t-shirt al sindaco di Camposanto, Reggio Emilia. Sono costati i primi 1.000 euro, quindi c'è il versamento, è tutto quanto trasparente, quindi anche sul sito del comune si può vedere quello che noi abbiamo versato, perché tanta gente giustamente chiede dove vanno a finire i nostri soldi, e anche per questo abbiamo voluto aderire ad un progetto specifico e quello delle scuole ci sembrava una cosa assolutamente urgente. È tutto per questa edizione, a più tardi per l'edizione della notte. Grazie per averci seguito, buona serata.